Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Buonasera a tutti, sono l'avvocato Anna Grizzi, presidente dell'Associazione Diritti del Malato. Ci troviamo qua presso la sede dell'associazione operativa qua in ospedale a Udine e sono qua in presenza di Levis, del figlio della Graziella, che purtroppo non è più con noi e ha voluto appunto Levis segnalare presso la nostra sede associativa la storia della mamma. Infatti dopo 7 accessi in pronto soccorso purtroppo si è venuti a sapere che la mamma aveva questo tumore ormai allo stato terminale, giusto Levis? Giusto, sì. Niente, mia mamma a gennaio ha iniziato ad accusare un dolore al costato, di conseguenza è andata dal medico di base che gli prescriveva antidolorifici, antinfiammatori senza andare magari In ospedale, ma fare degli accertamenti più accurati. Sì. La situazione è andata degenerando fino a quando abbiamo iniziato a andare al pronto soccorso. Abbiamo fatto 7 ingressi al pronto soccorso ed era sempre stata trattata come una semplice lombalgia. Purtroppo per farmi sentire dai medici il 24 dicembre sono dovuto entrare con molta cattiveria al pronto soccorso, minacciando che sarei entrato in ambulatorio per parlare con un medico perché mia madre ormai stava peggiorando di giorno in giorno. La presero subito in carico, la portarono comunque in ambulatorio, gli fecero degli esami e finalmente decisero di fare un TAC. Questo TAC si è scoperto che lei aveva un tumore. Sì. Ormai diciamo era un tumore che non era diciamo più curabile, era allo stato terminale e a quel punto insomma chiaramente Levis ha voluto capire se si sarebbe potuto evitare il decesso della mamma se si fosse in questi 7 accessi fatto un accertamento diciamo in tempo tempestivo. Di fatto noi come associazione abbiamo fatto una valutazione sulla responsabilità medica ed è risultato che effettivamente si sarebbe potuto quantomeno diagnosticare ed approfondire quello che era il malessere della mamma di Levis. E di fatto quello che a Graziella non è stato dato, non è stata data la possibilità di iniziare una chemioterapia e quantomeno la possibilità di accedere a delle cure palliative. E questo è chiaramente un danno che ha riportato sì, chiaramente la mamma di Levis, ma anche insomma Levis che ha visto soffrire sua madre fino alla fine. Giusto Levis? Esattamente. Non mi è stata data la possibilità mi fa troppo male. Sì, chiaro che diciamo, quello che è molto, molto doloroso, no, per Levis è soprattutto il fatto che non ha potuto accedere alle cure palliative, cioè quantomeno cioè lui hanno avuto la diagnosi, no, del tumore il giorno prima che la mamma morisse, quindi è chiaro che questo non ha consentito alla paziente di poter accedere alle cure palliative, insomma di poter diciamo morire senza dolore.
Quello che noi vediamo come associazione, come nel caso appunto della mamma di Levis, è che purtroppo nei pronto soccorsi, essendo che manca molto personale, non c'è il tempo e diciamo non ci sono tutti quei mezzi umani e chiaramente organizzativi di poter seguire in maniera approfondita o quantomeno diligente quello che sono i casi che si rivolgono al pronto soccorso, e quindi noi ci auguriamo che i punti di emergenza vengano, diciamo, rafforzati dal punto di vista soprattutto del personale, giusto Levis? Esatto. Sì. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e buona serata. Il gruppo Friuli TV augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Un grazie agli sponsor, ai collaboratori, ai nostri media partner per aver contribuito a far crescere la nostra piattaforma in questo 2023, che ha visto nascere 2 importanti progetti. Abbiamo aperto il secondo canale Friuli TV 2 dedicato allo sport e agli eventi, ed è stato avviato il progetto Made in Carnia con la nascita di Carnia Web TV, il terzo canale del gruppo, dedicato alla Carnia. Un grazie di cuore per questo ai Ghidina Folk, Valentino e Alessandra, partner musicali del gruppo. Saranno con noi anche nel 2024. Abbiamo inoltre attivato il canale tecnologico FTV Tech, un grazie di cuore per la collaborazione all'esperto informatico Davide Ronchi. Ma sarà a gennaio 2024 che partirà il grande progetto, Friuli TV sbarca fuori dai confini e nasce Media Europa Channel, canale principale del gruppo, che si occuperà di politica, informazioni, eventi a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto al nuovo direttore responsabile del progetto, il giornalista Enzo Cattaruzzi, che entrerà nello staff di Friuli TV. Buone feste a tutti, infine, dai fondatori di Friuli TV Omar Costantini e Giuseppe Quattrin.